Care aquile, bentornate. Anche quest'oggi ci soffermiamo, come la volta scorsa, la volta recente con cui abbiamo parlato con Luigi Gambellini, presidente di Aquile dal Friul, delle varie problematiche che ancora oggi affliggono la nostra regione. Una tematica non poco importante, forse una delle principali, è anche l'aspetto ambientale di questa regione. Ne parliamo oggi. Voi sapete che da poco esiste un comitato tecnico che è sorto per valutare e analizzare quelle che sono le problematiche del nostro fiume principale, il tagliamento, che molto spesso crea problemi anche di esondazione e che quindi crea un problema che va affrontato. Questa commissione tecnica ha valutato al primo posto come appunto metodo per ovviare a queste problematiche la creazione di una diga sul fiume Tagliamento. Ne parliamo oggi con Christian Fior, che è qui accanto a me. Ciao Christian. Buonasera. Lui è un consigliere del comune di Ragogna, sì, ma anche un componente del movimento Aquile dal Friul. E allora Christian, dove si vorrebbe costruire questa diga sul Tagliamento esattamente? Allora, dalle ultime carte che ci sono arrivate presso il comune, la vorrebbe costruire sul ponte di Pinzano. Il ponte di Pinzano è il punto più stretto del Tagliamento. Cosa vorrebbe dire? Fare una diga lì, bloccando l'acqua. Certi posti del nord del Tagliamento verranno inondati dall'acqua, perché logicamente l'acqua tenderà a salire per riempire il vuoto. E il problema più grosso è questa diga qua, perché è studiata in maniera che quando iniziano le alluvioni si alza una specie di mose, all'incontrario, si alza prima al sotto e poi sopra. Non è fissata, ancorata alle due pareti delle due montagne. Cosa può succedere? Che col tempo si può erodere o da una parte o dall'altra e venire giù tutto quanto, per cui sarebbe un lavoro sprecato, buttato via soldi. Ancora di più potrebbe venire un secondo vaion, perché tutta l'acqua che verrà chiusa in questo bacino qua dovrà andare da qualche parte, logicamente andrà giù a valle. Quindi una diga semovente, in poche parole, sì, quindi mobile, di dubbia staticità, insomma, se non studiata probabilmente con i migliori criteri potrebbe anche creare problemi, insomma, anche di portata e di stabilità. Sì, non essendo un tecnico non posso valutare esattamente come verrà costruita la diga, però qualche dubbio vivendo nella zona può nascere, perché conoscendo anche il tipo di montagne che sono calcaree si può solo calcolare che bastano che inizia dalla montagna a venire giù detriti, battere su un lato sull'altro, prima o poi qualcosa deve cedere. Quindi noi abbiamo in regione il fiume, uno dei fiumi più belli, paesaggistici d'Italia, d'Europa. No, è l'unico fiume ancora naturale d'Europa, è rimasto il fiume Tagliamento. E vorrebbero andare praticamente a deturparlo con questa opera che in buona sostanza tutt'altro si può prevedere fuorché una diga all'altezza di Pinzano Ragogna. Sì, sarebbe più logico giù nella bassa drenare sia il Tagliamento che ci sono dei fiumi di uscita, in modo che quando viene questi problemi di alluvioni scaricano tutto in mare, oppure come era pensato dalla parte di San Michele, certe zone magari mandarle sott'acqua nel periodo che vengono queste alluvioni qua, per riuscire a salvare, diciamo, l'abitato, certo, che sarebbe la cosa più logica, perché si sa che il mare si riceve, però se c'è alta marea logicamente non riceve e l'acqua non riesce a defluire fuori. E sai cosa, Christian? L'istituzione che potrebbe avere l'ultima voce in capitolo è proprio la nostra regione. Perché la nostra regione per legge, adesso non ricordo esattamente, ma 5 o 6 anni, può avvallare o no questa realizzazione, quindi può decretare il fatto che si possa costruire oppure no. Ricordiamo che la regione ha anche delibera su quello che è il demanio idrico regionale, quindi può decidere appunto se venir fatta o meno quest'opera. Noi ci auguriamo a questo punto, insomma, che la regione si metta la mano sulla coscienza, che valuti tutti gli aspetti e che non permetta la realizzazione di questa opera. Io ti dirò di più, noi abbiamo avuto la convocazione il 28 novembre riguardante proprio nell'ordine del giorno la collaborazione per mitigazione del rischio idrico nella bassa.
In poche parole, cosa ci ha chiesto la Regione? Che 7 comuni, diciamo quelli che hanno sempre lottato contro le carte di espansione, si uniscano e per fare un progetto per vedere come non toccare, fra virgolette, Lignano o San Michele, che per noi non sembra giusto perché loro costruiscono sulle sponde e noi ci tocca costruire barriere qua su per proteggere loro. Se con tutti i lavori che abbiamo fatto noi, adesso il calcolo che abbiamo fatto è diminuito della portata di trattenuta delle acque, vuol dire che qualcosa dovranno fare anche loro prima o poi. Certo. È inutile deturbare sempre su in montagna e sotto, sperando che non si succeda niente, costruiscono anche dove non dovrebbero. Certo. E poi la diga avrebbe comunque un impatto forte su uno spettacolo naturale come il tagliamento. Sì, insomma. Calcolando che le vie vengono giù dall'Austria e dalla Germania, fanno canottaggio, diciamo che partono da sopra Pinzano, vengono giù, fanno fino quasi, diciamo, a Spilimbergo, per cui c'è un bel tratto, sono mi pare una ventina di chilometri che è tutto navigabile. Allora Cristian, tienici informato, noi ti aspettiamo ancora qui ad Aquile Libere e grazie per il tuo intervento. Grazie a te, ciao Michele. Mandi a tutti, benvenuti a Aquile Libere con la trasmissione Una Chiacchierata. Insieme con me, come ogni martes e ogni mercoledì di mattina, hai sempre qualche personaggio, vuoi o hai un purcitar. Buonasera Mandi. Ma che mi dici che è un becchiar, sì, è vero, no? Allora, Fulvio Zucchiati di Martignà. Esatto. E dite purcitar perché Martignà è la famosa festa del purcit che aveva fatto l'inizio dell'anno, al primo mese dell'anno, a cavallo con febbraio, no? E dunque è tan famosa che io ho voluto così ricordarsi come tu un po' che questo mistero. Tu lo fai, esatto. O no? Tu scugni fare. Secondo me tu hai voluto fare quel mistero con lei? Ma io sono sempre stato appassionato, insomma, di chiaro, anche di piccolo, avevo l'allevamento, l'azienda agricola, così, ho avuto l'agriturismo, lì che dovravo quindi i nostri prodotti, le nostre bestie, e come alle 4 anni, con mio frate, ho attaccato a imparare il mestiere che è il disegno. Cioè, allora un po' di tempo per impararlo, non è una roba che si impara di un dia che l'altro. Sì, in particolare c'è quella no? Esatto, sì. Perché è un grande lavoro, che sta bicceria di rodi o che a Codroi, per lì tu sei e tu fai il lavoro sia di becchiare. Esatto, che sei sul banco, con le int. Ma ti piace, non fa dopo il resto, no? In particolare tira fuori la questa, no? Sì, va. Parli serate con gli amici. Si fanno le serate con gli amici, no? Per sperimentare. Per sperimentare, non so che si vende, no? Ma mi pare che tu non stancio che a Bolin tanti amici. mettisi sotto prove, no? Esatto. E sì che qual è il momento che a te ti piace di più e quel che ti piace di manco dal lavoro che tu fai? Ma allora, il lavoro che faccio mi piace. Sono periodi magari di stress più alti, magari poi sei Pasche o Nadal, lì che veramente ti fa ore assurde per arrivare a fare tutto disegno. Sono che i momenti più difficili dall'anno. Ma per il resto disegno è un lavoro che se lo fai volentieri, ecco. E con la Int? Con le Int, bene. Mi chiede benissimo, è sempre voto, insomma, ci fa con le Int. Sì, questo rapporto che è interessante, perché esatto, tu c'hai tanto tipo di persone, esatto. Tanto carattere. Esatto, fai le babade, così, con le sirute. Sì, o la redaduta Madonna, sì. Con qualche don, c'è un lavoro che a te ti piace. Sì, Madonna, ma tu hai sempre un altro lavoro, chiamiamolo così, no? E tu fai parte di che danno una mano alla cittafiera di pallacanestro in A2, Martignano. No, con le pallavolo. Sì, pallavolo, scusa.
Sì, esatto. Sì, no, ho cognoso, non leggo dove una mano, ecco. Sì, ma tu vas, tu frequenti Sì, quello voglio delle partite, l'ambiente, sì, esatto. che stanno in tensione sano. Ma secondo me che stanno, si salvi anche che stanno, facendo un bel campionato. No, che vuoi di la pinsuing. E poi in su è difficile, Sì. È tanto difficile, sì. Che sono partiti, spassa la metà. Si prova, no? Però, insomma. Poi, tornando al tuo lavoro, no? Qual è il tocco di mans che ti piace di poi? Ma mi piace in italiano si dice scodino, sarà la picagna per i brasiliani. E che lì, insomma, è un bel tocco gustoso che se lo può fare alla griglia, Sì. è veramente spettacolare. E Se dopo- non è il solito filetto, è il solito Ecco, roast beef, ecco. E dopo te la grie, se consei tu ai nostri ascoltatori di metti Te diciamo, sulla grie, no? Dio, dal poleccio al purcetto, si può mettere di tutto, ecco dai. Sì, no, dove la queste, dopo che tu hai detto che il picagno o... Picagno, una bella costata con l'US, si può fare. E Luiani, Luiani anche, madonna, che è un classico furlano, Sì. guai, E guai tu- se mangia. E la griglia, gridella che tu metti su, e prepari tu altri robi per poter savorire o ho fatto sentire la chiara? Ma io sinceramente non cerco di non sala tanto, soprattutto il chiaro di bovino, in modo di sentire il sapore sapore. del chiaro, esatto. Sì. Se magari pollecce, porcetti, tinta speziale, un inning, insomma. Ma se no tu sei sportata... Esatto, non metti tan salto. Pazzaghenci a parte che il porzetto le savorite, no? Sì, le sapori di sopra, però insomma bisogna mettere a marinare, tipo le queste, se sta una gnota a marinare, insomma le migliori, ecco. Alle mie ore, Sì, no? sì. Ecco, allora io Fulvio ti ringrazio di essere venuto. Io spero che tu arrivi su una di quei tuoi amici là di Martignac, facessi le baracadis, no? E facciamo una chiacchierata insieme. Potremmo organizzare. E ti auguro le più belle robe che puoi essere e Grazie che tu mille. mantieni sempre questo piacere di vedere il tuo lavoro come Zovin o Furlan che ha questa passione. E io a voi su dis come al solito Furlan, Fevelei Furlan, mandi a Duce. Buona serata. Al dipendi me. Al dipendi me. Dipendi me e di te. Al dipendo di te. Al dipendi no. Come al dipendi altris. La lengua ie vive, se le fasin vivi, al dipendi no.